In parallelo alla selezione della cornea avviene anche la selezione del paziente. Il medico dialoga con il medico di famiglia del donatore e verifica la cartella clinica per accertare l'idoneità del donatore. Per garantire la massima sicurezza del tessuto viene effettuata l'anamnesi del donatore attraverso la lettura della cartella clinica e un'intervista al medico di famiglia. All'ufficio di programmazione e biostatistica arrivano le richieste per i trapianti dai centri nazionali e internazionali. Sì, allora noi abbiamo la disponibilità, il tessuto esce quest'oggi e arriva domani entro le 18 lì presso di voi. Una volta programmato il trapianto, la cornea esce dal laboratorio ed è inviata al centro di trapianto tramite corriere. Per domani mattina avremo bisogno di un corriere qui da noi alle 8. Ogni anno più di 2000 trapianti vengono effettuati con le cornee selezionate. La Fondazione è inoltre in grado di garantire le urgenze inviando una cornea in 24 ore in tutto il territorio nazionale. Molto proficua è anche l'attività con i centri esteri.